Sono Roberto Chimisso, ho iniziato a nuotare nel 1964, un po' per gioco perché eravamo alla Giudecca a Santa Eufemia fra amici e un giorno decidevamo di venire a nuoto dal ponte lungo della Giudecca fino qui alla piscina Passoni, alle Zattere. Ho incontrato dei ragazzi che facevano un po' di agonismo con Silvestri, l'allenatore, detto Ciro. E lì mi sono messo a fianco alla corsia e fare qualche scatto assieme a questi ragazzi che facevano allenamento. All'improvviso Ciro scopre che io stavo prendendo in giro i suoi allievi perché ero abbastanza veloce in confronto ai suoi allievi. E allora voleva parlare con me. Io ho detto di no e sono scappato via. Poi invece mi sono deciso di ritornare indietro e di parlare con Ciro e lui mi chiese se volevo fare la Coppa Scarioni con lui a Trieste. Ho detto che non potevo frequentare il nuoto perché c'era già mio fratello Amedeo che frequentava nuoto e era un agonista molto bravo. Lui ha detto che veniva a parlare con i miei genitori se mi lasciavano andare in piscina. E allora è venuto da mia madre e ha detto se potevo frequentare gli allenamenti. Al primo impatto mia mamma ha detto di no. Poi ha detto va bene, sarà per questa gara, vai. E Ciro mi ha portato a Trieste, in vasca di mare, una piscina grandissima, 50 metri, l'Ausonia si chiamava. E feci questa gara, mai vista una piscina in vita mia, perché quella era veramente una piscina, confronto a questa, era piccola questa. E feci questa gara e ho vinto a pari merito con un altro ragazzo, che poi ho avuto la stella della San Pellegrino d'epoca, che è una bella gara comunque. Ecco, da lì poi mi sono fermato nel 65, non ho fatto niente, poi ho ripreso nel 66 dopo la tragedia di Brema. Sempre negli anni 63, 64, 65 nuotavamo nel canale della Giudecca, soprattutto dentro nel Rio, nel canale della Santa Eufemia, dove siamo nati. E alla sera, quando l'acqua era pulita, alta, bellissima, la maggior parte dei ragazzi andavano a casa, si mettevano in costume, qualcuno anche con le proprie slip, e facevamo dei tuffi dal ponte, dalla riva, e si giocava così. Eravamo nel 1966. La tragedia di Brema, dove Amedeo perse la vita. È morto a gennaio, il 28 precisamente. A febbraio sono andato a Padova, ho chiesto a Costa, Vittorio Costa, che era l'allenatore di Amedeo, se potevo far parte della società della Rarinantes Batavium come atleta. E lui ha detto va bene, vieni. Ho fatto qualche mese con Vittorio Costa. Poi è stato mandato via per motivi personali e hanno preso Costantino Dennerlein. Costantino Dennerlein era un grande nuotatore, come suo fratello Fritz Dennerlein. E Dennerlein mi ha guardato come nuotavo e doveva prendere una decisione se tenermi o meno. Ha visto che nei risultati ero abbastanza convincente, allora mi ha allenato per qualche mese. Nel giro di 7-8 mesi di allenamento stavo migliorando sempre più. Sono entrato nella nazionale giovanile con Dennerlein e lì ho avuto soddisfazione perché in pochissimo tempo non è da tutti allenarsi e andare in nazionale A, B, voglio dire.
E così con Dennerlein abbiamo nuotato parecchi anni. Poi mi ha portato a nuotare all'estero. Siamo stati alla prima edizione con la nazionale ad Avignon. Eravamo io e Novella Caligaris, suo fratello Mauro, e ci siamo piazzati molto bene sulla nazionale giovanile. Poi è passato qualche anno, siamo entrati nella nazionale A e sempre con gli allenamenti di Dennerlein ci faceva fare dai 3 a 4 allenamenti al giorno. Veniva al mattino verso le 6 prenderci con la macchina a me e a Novella e ci portava in piscina. Alle 7 eravamo in piscina e facevamo il primo allenamento. Poi con la macchina ci accompagnava a scuola, poi nel pomeriggio veniva a prenderci e andavamo a allenarsi. Poi alla sera e così via. Facevamo più o meno dai 10-12 km al giorno. Era negli anni 77-78. Poi col tempo sono passato di categoria e sono diventato assoluto, e la soddisfazione bella è stata andare in Germania, poi siamo stati in Russia, siamo stati in Cecoslovacchia, siamo stati in Romania, in Olanda, in Finlandia. Ho girato un po' il mondo con loro, insomma. E era bellissimo perché per me, che sono nato qui alla Giudecca e da qua non mi sono mai mosso, già era bello andare a Padova, figuriamoci poi andare fuori all'estero. Bene, detto questo, la soddisfazione più bella della nazionale che ho avuto è stata quella dei campionati europei, che siamo andati a Barcellona nel 1970, e lì ho fatto i 100 metri dorso. Mi sono combattuto con Roland Matthes, era il campione del mondo in carica dei 100 e 200 dorso e batteva tutti. Ai 50 metri mi ricordo ero in testa, ero primo, però non mi sono accorto della virata. Ho sbattuto prima con la mano, poi con la testa, e ho fatto una virata che poi non era neanche una virata. Sono arrivato così. Per andare a prenderli ho dovuto lottare un po', perché non mi sono arreso, magari tutto il male che avevo sulla mano e la testa, ma non ho voluto arrendermi. Sono arrivato comunque segnando 1,2 nei 100 dorso, che era un buon tempo, era uno dei miei migliori tempi. Facevo 1,2,7, 1,2,9 e ho portato a 1,2 netto a questi campionati europei di Barcellona. Dopo i campionati europei di Barcellona era arrivato il periodo che dovevo fare il servizio militare. C'era nel gruppo sportivo Fiamme Oro a Roma che avevano bisogno di un dorsista, e Dennerlein mi diceva che sarebbe un bene iscrivermi e fare quel passo di andare dentro nella polizia. Poi invece ho avuto un po' di problemi personali, diciamo, che mi ha portato a non entrare nella polizia. Ho dovuto abbandonare il nuoto per i problemi personali e sono stato contattato per il servizio militare di leva, e da quel momento ho lasciato il nuoto per sempre.